puntuali, giusto? Puntuali, anche perché il tempo è una risorsa scarsa. Benvenute a tutti e scusate, benvenute a tutti e benvenuti a tutti. Diamo inizio alla sessione plenaria finale del nostro congresso, del 33esimo congresso geografico italiano. Il programma del pomeriggio prevede innanzitutto una estrema sintesi dei lavori dei 5 nodi da parte dei rispettivi coordinatori, quindi vi sarà un momento, seppur breve, di discussione collettiva e infine la lezione del professor Boaventura de Souza Santos. E ricordo anche che al 16:45 ci sarà poi l'assemblea generale della GEI. Per quanto riguarda i lavori, questa prima fase dei lavori e quindi la fase di discussione di quanto è avvenuto all'interno dei nodi, prego chi vuole intervenire nella discussione che avverrà al termine di prenotarsi in chat. Inizio io in quanto coordinatore del primo nodo. C'è un altro mondo che si muove ed è più vasto del mondo delle mobilità umane. Forse è più importante, o comunque viene prima. E senz'altro con esso dobbiamo fare i conti, anche perché i conti proprio non tornano. Qualcosa nel calcolo del progresso scorsoio, per citare il discorso di apertura del congresso di Marina e per richiamare la definizione fulminante di Andrea Zanzotto, qualcosa nei conti del capitalismo neoliberista e degli indici di borsa sfugge. C'è un punto cieco ed è enorme. Ci stanno dentro le acque e le selve, gli animali e le piante, gli oceani e i moti dell'atmosfera, le onde e i fiumi. È un antro, una grotta, una caverna che sta cedendo sotto il peso della mega macchina tecnologica e produttiva. Questo punto cieco, questo vuoto, è prossimo a diventare voragine. Già sta inghiottendo migranti e popoli della foresta sotto assedio petrolifero, pescatori dei laghi inquinati e abitanti dei margini sconnessi delle nostre metropoli. Proprio attorno a questo punto cieco ha lavorato il primo nodo del congresso dedicato a elementi animali e piante, in 6 dense sessioni che hanno spaziato dai laghi del Pakistan alle sorgenti del Tibet, dalla foresta amazzonica alle coste del Giappone, dal sottosuolo di Perugia e di Roma o dei Lessini e del Taburno Camposauro alla laguna di Venezia, dalle selve urbane di Milano o Bologna alle mura cinquecentesche di Bergamo, dal paesaggio marino stretto di Messina alla selvaticità avanzante negli interstizi urbani di Genova, dall'arcipelago francese di Saint-Pierre-et-Miquelon a New York. Molti gli attori non umani che sono stati convocati, gli insetti impollinatori in Piemonte, i bufali d'acqua in Campania, i manghi in Sicilia, l'olivo autoctono in Salento, le piante invasive in Kenya, i vitigni dell'Aglianico, i tanti animali che hanno ripopolato gli spazi urbani durante il lockdown, cinghiali, cervi, orsi, in altre latitudini scimmie, e poi anatre, e rapaci, e nelle città di mare delfini e polipi, e altre specie ancora. L'attenzione analitica delle ricercatrici e dei ricercatori all'interno del nodo ha messo a fuoco i molteplici e multiformi processi in corso che stanno allargando quella voragine di cui abbiamo parlato all'inizio. Poderosi, seppur spesso mascherati o comunque ambigui movimenti disgregativi. Dal filantrocapitalismo al capitalismo dei disastri, dall'idroburocrazia all'overtourism, dai megaprogetti alla depoliticizzazione dei conflitti ambientali, dalla ecogentrification alle discriminazioni di genere, dall'ostruzione dei corridoi ecologici altitudinali e latitudinali alle necropolitiche, dai blocchi di potere economico e politico legati ai combustibili fossili all'antroparcato. In positivo, invece, che per fortuna non ci sono soltanto questi processi disgregativi, ma anche elementi che ci lasciano speranza, che ci danno speranza, le sessioni del nodo hanno annunciato
i movimenti per i beni comuni e le nuove sensibilità per le politiche di cura del territorio e delle persone, degli esseri umani e degli esseri animali e delle piante, le prospettive post-ecologiche e l'attivismo dal basso, il turismo consapevole e la sinurbanization, la valorizzazione dei saperi indigeni e la capacità di riconoscimento dei paesaggi minimi, le nuove architetture del paesaggio che incorporano la rinaturalizzazione. Tutti questi sono movimenti che spingono verso una nuova alleanza tra l'umanità e gli elementi che la sostengono, terra e acque, atmosfera e rocce, tra noi e le piante e gli animali, che sempre e pazientemente ci hanno accompagnato e ci accompagnano nel nostro percorso di vita. Si apre quindi una inedita finestra di opportunità per oltrepassare la soglia che dall'antropocentrismo conduce ad un più vasto e comprensivo biocentrismo o ecocentrismo, che consente in prospettiva di decostruire radicalmente l'antropocene. La geografia può contribuire in questo percorso con la sua capacità di coordinare scale spaziali e temporali diverse e con la sua attitudine, che in questi giorni abbiamo avuto modo di gustare insieme, ad esplorare i punti di frizione in cui nascono nuove prospettive, nel segno sempre dell'ibridazione, del mescolamento, appunto del movimento. Come coordinatore del nodo vorrei ringraziare innanzitutto i colleghi del comitato scientifico, Aldino Bodesan, Annalisa Colombino, Elena Dell'Agnese, Sara Lucchetta e Carlo Pongetti, per la passione con cui hanno ragionato attorno all'impostazione di questo itinerario. Dedico un ringraziamento particolare ai proponenti delle sessioni, che hanno dato sostanza scientifica e di ricerca ai nostri lavori: Filippo Menga e Giorgio Osti, Vincenzo Guarrasi, Lorenzo Bagnoli e Pierluigi Brandolini, Antonella Primi e Ginevra Pierucci, Enrico Squarcina, Marcella Schmid-Friedberg e Stefano Malatesta, Michel Lussot, Stéphane Cordobès e Giuseppe Bettoni. E poi, ma non è possibile farlo uno per uno, un grande grazie a tutti coloro che hanno portato i loro contributi e che hanno partecipato ai dibattiti della sessione del primo nodo. Ora passo la parola a Mauro Varotto per il nodo Oggetti, Elementi, Beni. Grazie Andrea, io condivido lo schermo per aiutarmi nel resoconto, spero che vediate tutti. Eccoci. Allora è chiaro che questa restituzione è una restituzione che per forza di cose, di spazi e di tempi a disposizione è estremamente sintetica e parziale. Mi scuso sin d'ora con tutti per evidentemente non riuscire a restituire ricchezza e profondità di riflessioni che sono emerse in questo secondo nodo, che appunto aveva come titolo Oggetti, merci, beni, l'impronta materiale del movimento nello spazio. È un nodo che ha accolto 7 sessioni, oltre 130 autori complessivi, 70 contributi, insomma 65 in formato di paper, 3 di video, 2 in formato di gallery, quindi capite la ricchezza anche di spunti che sono emersi dalla discussione e che emergeranno poi dagli atti del convegno. Il titolo Oggetti, merci, beni in qualche modo invita ad una riflessione sul processo che porta al identificare un oggetto, un elemento che può diventare merce, quindi essere analizzato dal punto di vista puramente economico, ma può diventare bene e quindi può avere una dimensione che va anche al di là e va oltre l'economico, in qualche modo, diciamo così, ha a che fare con la dimensione sociale e culturale. La declinazione di questi oggetti che diventano merci, che diventano beni o che ritornano oggetti in molte situazioni è stata articolata, diciamo, in diverse direzioni. In direzione dei beni mobili e immobili, dalle case ai centri storici, agli impianti energetici, alla logistica e alla portualità, alle rotte che queste merci, questi beni creano, producono e agli assetti geopolitici che ne conseguono, e poi i patrimoni sia geografici legati appunto alla dimensione scientifica, sia culturali più latamente legati al patrimonio del territorio, sia materiale sia immateriale. Io vorrei far stare dentro questo vagone della metropolitana tutte le suggestioni che sono emerse, ma è chiaro che non mi è possibile farlo e quindi di fatto ho pensato così di evidenziare alcuni nodi, alcune questioni di fondo, insomma, che mi sono sembrate più stimolanti, più significative. Innanzitutto appunto nella direzione
di sottolineare una grande mobilità di oggetti di indagine, ma anche di approcci e quindi di sguardi, di interpretazioni di questi elementi. Parto dalla prima sessione e vado veloce, veramente per spunti. Ho sottolineato, come dire, forse una parola chiave che mi è parsa emergere dalla ricca discussione di queste sessioni. Nella prima sessione, coordinata da Chiodelli e Boano, io ho sottolineato la parola camp geography o camp geographies, che ha a che fare ovviamente in origine con la dimensione dei campi nomadi e quindi della mobilità, dell'abitare, del muoversi, del mondo nomadico, ma al tempo stesso invita forse anche a nuove forme di neonomadismo che vanno ben al di là della dimensione dei campi, in direzione di una complessità di pratiche abitative che stimolano evidentemente una pluralità di approcci e di metodi per poterle leggere nella loro ricchezza, complessità e nella loro mobilità. Siamo il paese dei campi, con riferimento ai Rom, ma siamo anche un luogo in cui sono frequenti situazioni di occupazione, di case abusive, di case non abitate, e questo ha stimolato una riflessione sulla governance di questi processi e un'attenta lettura appunto dei diritti e delle istanze appunto di questi movimenti. Ma poi fino ad arrivare alla microanalisi geografica che si è soffermata ad esempio sugli alti e i bassi di un palazzo napoletano, molto in direzione diciamo di un'autogeografia. Ovviamente non cito i nomi dei vari studi perché altrimenti ci dilungheremo troppo. Nella seconda sessione, coordinata da Mirella Loda, Puttilli e Piccone, il centro diciamo del ragionamento credo sia stato proprio la figura dell'homo consumens e il fatto che i centri storici sempre di più per essere fruiti, goduti, in qualche modo cedono il passo a forme di consumo, a forme di diciamo così, commercializzazione degli spazi pubblici, sia in direzione dell'overtourism, della gentrificazione, sia della foodification. E qui abbiamo ragionato su resistenze rispetto a questi approcci, ma soprattutto sulle anestetizzazioni, sul fatto che anche in tempi di pandemia la dimensione aperta, diciamo così, della fruizione commerciale è diventata un po' la costante degli spazi pubblici urbani, oppure appunto ragionando, attraversando diversi spazi e diverse aree geografiche, diverse aree urbane soprattutto, in forme di anestetizzazione appunto della gentrificazione o della valorizzazione di quartieri come quello Calcia di Palermo, oppure appunto riferendosi ai The Horse di Bologna. La terza sessione, coordinata da Mauro Grandi e Pellicano, si è concentrata sul tema della transizione energetica e qui devo dire che il punto di domanda è: siamo di fronte ad un nuovo Green New Deal o di fronte ad un Grey New Deal? Dalle riflessioni insomma di questa sessione è emerso un po' quello che è il paradosso verde di un petrolio che oggi viene prodotto ben oltre la domanda stessa di questo carburante, di questo combustibile, e quindi ci sia un effetto svendita che tende a piazzare sul mercato anche quote di petrolio che magari non sono necessarie. E poi l'altro aspetto interessante è quello delle distese fotovoltaiche lagunari che si stanno diffondendo soprattutto nel sud Italia e nelle aree marginali, in qualche modo rispecchiando quello che è l'approccio monofunzionale al territorio che suscita notevoli perplessità e che richiede evidentemente una sguardo e un'attenzione geografica particolarmente critica. Nella quarta sessione il tema della logistica è stato al centro appunto della definizione di nuove rotte sia fisiche come per esempio il passaggio a nord-est e quindi la nuova portualità che si sta creando per esempio in Islanda appunto a seguito di queste prospettive di nuove rotte commerciali appunto verso l'Artico, ma anche si è ragionato di intermodalità e retroportualità, quindi in qualche modo mettendo in connessione e ovviamente mettendo in dialogo quello che è l'hub portuale con tutta una complessità di movimenti e di aspetti della territorialità retrostante che spesso sono poco indagate. Così come è emerso un fenomeno molto interessante, forse in linea con quella che viene definita la slowbalization, cioè un allentamento, un rallentarsi dei processi di globalizzazione e di conseguenza fenomeni di reshoring, quindi di ritorno di produzione dai luoghi da cui appunto erano partite appunto in termini di offshore. In particolare questo riguarda il Made in Italy, quindi le produzioni di qualità, le produzioni del lusso. Anche qui quindi nuove direzioni, nuove rotte e ritorni probabilmente appunto rispetto alla tendenza diciamo imperante fino a pochi anni fa.
Nella quinta sessione la geopolitica è stata un po' al centro della riflessione, a partire proprio dalle nuove rotte commerciali in un Mediterraneo che è stato definito medio oceanico, appunto perché in qualche modo i gangli, le relazioni, gli scontri, le frizioni e le dinamiche che riguardano questo mare interno si dilatano, si allargano e rompono quell'idea di Mare Nostrum, appunto da cui si è partiti in età antica, e in questo spazio complesso sono state sottolineate non solo le relazioni, diciamo così, di lunga scala, ma anche le faglie interne, gli scontri e gli incontri che vanno ben oltre la via della seta. Quindi si è parlato di Cina, ma si è parlato moltissimo anche di Turchia, che è un paese centrale, nodale appunto per gli scenari appunto futuri. Nella quinta sessione abbiamo approfondito invece il tema della mobilità dei patrimoni scientifici, in particolare dei patrimoni geografici delle nostre università, e questo Eppur si muove, che è il titolo anche di un video che abbiamo prodotto come Università di Padova, dà proprio l'idea di qualcosa che si è rimesso in moto in direzione di una maggiore legittimazione sociale. Penso alla cartografia storica oltre i 100 metri di argine, parafrasando, anzi citando la frase di un addetto di un consorzio di bonifica che ha detto ad una ricercatrice: tu mi costi come 100 metri di argine per le tue ricerche di cartografia storica, salvo poi legittimare queste ricerche di cartografia storica e quindi renderle utili, importanti per una gestione in particolare in questo caso del bacino del Po, al di là dell'aspetto puramente tecnico idraulico. E abbiamo assistito e abbiamo sottolineato la circolarità di questi processi di valorizzazione del patrimonio che vanno in direzione, come dire, di una public geography e quindi di una terza missione che tuttavia stimola nuovi studi, nuove ricerche, quindi nuovi percorsi di prima missione, cioè ricerca, e di didattica. E infine la specificità di percorsi locali che stanno emergendo e che stanno valorizzando il patrimonio a partire da chiavi di lettura che sono comuni a tanti altri patrimoni della penisola, però al tempo stesso sono specifici della sede, del luogo e dei peculiari percorsi di ricerca appunto locali. E soprattutto sottolineerei in questa sessione anche le relazioni inclusive che vanno in direzione di forme di collaborazione con il Touring Club, con l'IGM, con i De Agostini, e quindi una famiglia, diciamo così, geografica che si allarga e che comincia a dialogare insieme per progettualità comuni di valorizzazione dei propri archivi. Infine, l'ultima sessione, scusate, questa penultima era coordinata da Claudio Cerretti e Riccardo Mori, che ho dimenticato di citare, mentre quella precedente era di Matteo Bonoca e Dino Gavinelli. E Tadini, Borruso e Mazzarino, scusate per le rotte, volevo citarli tutti, scusate, perdonate. Infine, l'ultima sessione, coordinata da Varani, Celutti, Grumo, Pioletti, Ivona e De Giulio, si è concentrata sul tema del patrimonio e del turismo, e qui direi che la parola chiave è l'idea di comunità, in particolare la comunità di eredità menzionata appunto e suggerita dalla Convenzione di Faro, e il ritorno all'abitare, il ritorno alla dimensione allargata dell'abitare, e qui in qualche modo ripescando anche la dimensione diciamo così storica delle ricerche sull'abitare, sulle dimore rurali, in particolare in Italia, che ha avuto una lunga e importante tradizione, con fruizioni mobili e sempre più relazionali che hanno a che fare con transumanze antiche e nuove, con cammini che assumono una dimensione polisemica e transcalare, dalla dimensione locale, molto legata alla pandemia, a quella invece più lunga, internazionale o interregionale, diciamo, dei cammini d'Italia, che in qualche modo si costituiscono come delle collane di perle, si è usata questa metafora, proprio per unire beni del patrimonio, luoghi, borghi e dimensioni, diciamo così, puntuali all'interno di itinerari e chiavi di lettura comuni. Per passare infine alla grande riscoperta delle masserie, che va un po' al di là e oltre, o dovrebbe andare al di là o oltre come dire, il boutique hotel o il kibbutz, cioè una dimensione chiusa in se stessa e invece auspicabilmente aperta alla dimensione, diciamo, di un paesaggio rurale che dovrebbe fare della masseria il proprio perno per rilanciarsi e per essere valorizzato. Ecco, qui veramente in pochissimi spunti, insomma, la ricchezza, la quantità di spunti, di suggestioni e di riflessioni che sono emerse in sessioni che sono state molto partecipate. Abbiamo avuto comunque una partecipazione che va da un minimo di 30 fino a un massimo di 50-60 persone per sessione, sempre con un bel dibattito, sempre con un grande rispetto
dei tempi e dei contributi di tutti. Devo dire che da questa esperienza, insomma, mi viene da ripensare a questa immagine del geografo del re che chiaramente descrive solo cose eterne o cose immobili. E qui l'impressione è che si sia passati dai geografi del re a piccoli principi della mobilità, insomma, a geografi che sanno leggere, sanno comprendere e forse sanno anche, come dire, cavalcare, guidare e ispirare i percorsi della mobilità. Solo forse abbiamo bisogno di un nuovo Saint-Exupéry che lo faccia capire un po' a tutti. Io concludo e vi ringrazio. Grazie Mauro, e adesso do la parola a Benedetta Castiglioni per il nodo soggetti, gruppi e persone. Buon pomeriggio a tutti. Nel nodo soggetti, gruppi, persone abbiamo lavorato molto bene e devo prima di tutto ringraziare il comitato di nodo con la collega Lorena Rocca, Silvia Aru, Mauro Spotorno, Giacomo Zanolin, Laura Lopresti, e con loro abbiamo anche cercato dei fili conduttori per questo breve report, per cui li ringrazio davvero molto. Ringrazio ovviamente anche gli organizzatori delle 8 sessioni del nodo e con questo folto gruppo di colleghi che si è messo in gioco in queste attività. Ed è stato davvero un'attività interessante, le sessioni sono state molto ricche, molto ben condotte e con dei momenti di dibattito molto interessanti, molto acceso, e ringrazio ovviamente i relatori e tutti coloro che hanno contribuito e che contribuiranno negli atti e che hanno contribuito al dibattito. Ecco, dicevo, con i colleghi del comitato di nodo abbiamo, diciamo con qualche chat sotto banco, raccolto delle impressioni e condiviso che il movimento dei soggetti, dei gruppi, delle persone, in realtà è stato in molti casi quasi un'occasione per mettere in evidenza altri temi e altre questioni. Cioè, nella varietà tematica, metodologica, teorica dei contributi, è stato interessante notare o quasi smascherare il movimento e trovarci ad accorgerci che alla fine il movimento cioè quasi molti contributi convergevano sull'immagine di una sorta di immobilità apparente, o meglio, quella che noi spesso consideriamo un'immobilità apparente, ma che in realtà si sviluppa di più come un campo di tensioni. Ed è la questione ed è una questione che poi ci ha portato a riprendere le questioni della mobilità, quelle più, come dire, più concrete della mobilità delle persone, forse con chiavi interpretative diverse e nuove. Ma ci pare che appunto questo tema centrale che è emerso sia, come dire, ed è emerso in maniera appunto inattesa, sia quello della marginalità, della perifericità in senso spaziale tanto quanto sociale, o spesso insieme spaziale e sociale. È una marginalità che non può essere intesa come opposizione rispetto a un centro. Cioè ci pare che sia emersa la necessità di un ripensamento di queste categorie, o che siano emersi molti spunti per questo ripensamento. Abbiamo visto appunto questa questione della marginalità nell'ambito delle città, dei rapporti da città, tra le città o all'interno degli ambiti urbani. Abbiamo visto il tema della marginalità quando abbiamo fatto riferimento a territori lenti o alla montagna alpina e appenninica, e quando abbiamo fatto riferimento alle isole. Ma abbiamo visto il tema della marginalità anche all'interno più forse nella sua declinazione sociale, nei temi dell'attivismo, dell'antagonismo, delle mobilitazioni. Ecco, questo tema della marginalità ci sembra che abbia a che fare parecchio, è emerso
in molti momenti collegato, in molte situazioni collegato con le questioni dell'abitare, che probabilmente è un altro tema che ha bisogno di essere ripensato, perché evidentemente abitare non significa essere stanziali, ma significa proprio essere mobili. C'è la mobilità degli abitanti, c'è la mobilità di abitanti che diventano turisti o che si rapportano con turisti. Ovviamente il tema del turismo è un tema che è emerso in numerose relazioni. Ecco, questo tema dell'abitare in luoghi marginali, quindi non da soli, e che deve essere comunque, che l'abitare non può essere scollegato dal produrre in diversi modi. Poi l'abitare ci richiama la questione delle migrazioni e in particolare nelle sessioni di oggi il rapporto tra la mobilità, la stanzialità, la provvisorietà dei rifugiati nei campi formali e informali. Ed è l'abitare è una delle questioni centrali al tema delle mobilitazioni in ambito urbano messe in crisi dalla pandemia. Ecco, in questi tentativi in questa riflessione sulla marginalità e sull'abitare, sulla marginalità in particolare, si è avvertita la necessità di una definizione che è necessaria, utile per una interpretazione dal punto di vista interpretativo, ma anche per la possibilità di sviluppare poi dei processi di gestione. E questi tentativi di definizione si sono evidenziati anche tramite strumenti metodologici diversi, per esempio attraverso in alcuni casi dati quantitativi, raccolti anche grazie a strumenti digitali. Questo ci porta anche un altro tentativo, un'altra questione di definizione riguarda il rapporto tra attori e in particolare con i rapporti con gli attori istituzionali, come poi la strategia nazionale aeree interne che in più sessioni è emersa porta a fare, insomma, quindi con anche proprio in termini di definizione. Ma questa definizione della marginalità e della centralità molto avviene anche tramite gli immaginari immaginari molto mobili a loro volta, e quindi in molte sessioni e in molti contributi sono emersi i temi delle percezioni, delle propensioni nelle scelte, delle rappresentazioni nei media, dei ruoli attivi dei media nella costruzione degli antagonismi. Allora è l'immaginario che muove, oppure siamo chiamati a muovere l'immaginario. Ecco, in questo un riferimento è anche al ruolo dell'educazione geografica che è emerso nella sessione AGEI del pomeriggio di mercoledì. Ma poi su questo tema dell'immaginazione credo che davvero non possiamo non ricordare Giuseppe De Matteis e il suo libro sull'immaginazione geografica, proprio perché forse è attraverso gli immaginari che possiamo ritrovare le nuove mobilità. Grazie. Grazie Benedetta, e passo la parola a questo punto a Tania Rossetto per il nodo Idee, Testi, Rappresentazioni. La risposta alla call lanciata dal nodo Idee, Testi, Rappresentazioni, Pensare, Raccontare, Immaginare il Movimento è stata straordinariamente ampia, ben 9 sessioni e incredibilmente articolata nel respiro teorico, metodologico ed empirico. La restituzione che vi presento non è altro che un collage di espressioni usate dai relatori. In apertura i ragionamenti sulla mobilità delle politiche hanno indagato come esse vengano territorializzate, scalate tra paradigmi internazionali e contesti locali, secondo procedure mai neutre. Le mosse interpretative hanno portato dalle teorie del policy transfer a quelle più francamente orientate alla mobilità, restituendo i viaggi multidimensionali delle politiche, le partenze, gli arrivi, le tensioni, le rigidità, le inerzie e le torsioni delle istituzioni, tra mutamenti sociali e necessità di stabilità identitaria, tra modernità e tradizione, tra diplomazie politiche economiche,
saperi militanti e azioni comunitarie. Dalle campagne africane alle politiche urbane nel Sud e nel Nord America, dai contesti europei alle regioni italiane, con un grande protagonismo di case di studio dal Sud, nazionale e globale, questo vale per tutti gli interventi del nodo, abbiamo visto come tali viaggi intercettino circuiti globali della conoscenza, visioni indigene, dipendenze dal passato, originando assemblaggi, ma anche divari tra quadri esistenti e modelli ideali, tra genealogie politiche e treni d'approdo resistenti, tra speculazioni e riappropriazioni, trasferimenti tecnologici e ibridazioni. La riflessione sul genere ha poi condotto a raffinate declinazioni concettuali e lessicali della mobilità, intesa come transitorietà, riannodando ad esempio la comune natura migratoria delle onde dell'umano in una idrografia anamorfica del Mediterraneo, imprimendo moti che rimettono al centro ciò che è più fragile e minacciato. La transitorietà delle mappe di significati che ruotano attorno al genere ha condotto a pensare ed esprimere la mobilità anche come mobilitazione, dalle forme molteplici, guerriglie culturali, come quella autonomastica al femminile, alleanze transfemministe, performance sociospaziali, creatività artistiche oltre il mainstream. La mobilità è stata quindi focalizzata in quanto mutabilità, temporaneità e provvisorietà, a partire dal coinvolgimento dei corpi in collisioni, euritmie, etnie, accelerazioni e decelerazioni, ritmi imposti e ritmi scelti, pratiche emancipatorie inclusive di soggettività non omologate, situazioni flusso che oltrepassano partizioni ordinarie. Disassemblando e riassemblando i immaginari del futuro, le speculazioni transitorie hanno portato poi verso l'immaginazione di artistiche convivenze postumane che significano i corpi in movimento. E questa pulsione verso la reimmaginazione dei movimenti dei corpi in un quadro anti-essenzializzante non è stata solo guidata dal bisogno di resistenza, ma anche dal bisogno di cura, di ricostruzione, oltre che di decostruzione. La ricerca sulle metodologie per rappresentare il movimento ha poi sottolineato come immagini performative, anziché rappresentative, incrocino il tentativo di liberare la realtà in forme di ricerca ermeneutica, soprattutto per mezzo di movimenti di immagine che lavorano in parallelo a movimenti di rivendicazione e sensibilizzazione. Dalle dinamiche effimere della street art all'attraversamento dell'indefinito, delle buffer zones, delle periferie grazie al videomaking, fino all'analisi della presenza spettacolare, ovvero spettrale, della migrazione nel cinema, le metodologie etnografiche e di indagine del visuale hanno puntato i nostri sguardi sulla mobilità umana e non umana subalterna. Le scene emergenti dell'antropocene si sono poi materializzate e umanizzate attraverso storie orali, letterature della migrazione ambientale, pratiche di deriva volte alla sintonizzazione sensoriale con le infrastrutture che innervano vite immobili e paesaggi dall'estetica apparentemente immobile. Scene dall'antropocene che sono state capaci di emozionare attraverso le loro risonanze con paesaggi umani e naturali, ma anche pratiche di una politica gentile e sottile di reazione alle dinamiche neoliberali che interessano luoghi del movimento come margini urbani, pendii, assi viari. L'entrata in campo della dimensione geopolitica dell'elemento cartografico ha portato quindi a riflettere sulle possibilità e le impossibilità di rappresentare ciò che si muove, sia esso un corpo idrico o un confine conteso. Si è poi ragionato di documenti fluidi che raccontano spazi fluidi, di cartografie come flussi culturali, che attraverso la loro polisemia acutizzano o ridimensionano gli scontri, di circolazione e lettura processuale delle mappe, di viaggi dei testi, immersioni di documenti cartografici storiche, di linee mobili o ambulanti, visibili e invisibili, su cui si giocano equilibri geopolitici o soltanto ondeggiamenti di senso. Le contemporanee cartografie sensibili hanno poi rimescolato le carte con esercizi cronotopici che aprono con grande freschezza a coinvolgimenti dal basso e alla forza generativa di una geografia dei sentimenti. Gli audiovisivi come metodo per comprendere le mobilità del mondo ci hanno quindi trasportato nella vincente dimensione mediale di una geografia che si fa sempre più propositiva in questo ambito. Dalla sperimentazione di filmic geographies critiche dello spazio pubblico che assemblano videosorveglianza, social media e visioni immersive, all'autoriflessione su percorsi di videoricerca narrativa e finzionale, attraverso scrittura, shooting e montaggio di storie personali, di migrazione in territori contesi tra rimasti e partiti,
fino alla cattura di trasformazioni traumatiche di paesaggi d'acqua artificializzati, filtrate dai volti e dai passi dei loro testimoni e dalle tracce volatili di soundscapes ambientali. È insomma anche il dialogo tra scienza e arte che stimola oggi le geografie, culturali ed ecologiche insieme, che vogliono comprendere il movimento performato da biografie umane e non, in concreti overlappings o overmappings. Si originano allora diaspore di racconti intimi e pubblici, lungo diramazioni rizomatiche, coreografie, danze degli occhi, migrazioni di registri discorsivi e di specie animali. Lo spazio transmediterraneo assurge a spazio emblematico di queste proposte progettuali, che lasciano spazio all'esperienza multimediale, a interrogazioni etiche, a convergenze interdisciplinari vibranti che pongono al centro lo spazio. Ma a viaggiare sono anche le teorie geografiche. Si è discusso di come colmare asimmetrie, di come scostarsi da modelli imposti, intrecciare tradizioni e provincializzare paradigmi, di come mettere in discussione rassicuranti stereotipi teorici a partire da posizionalità allargate che però troppo spesso tendiamo a naturalizzare, come quelle tra nord e sud del mondo, perdendo eterogeneità empirica e creatività interpretativa. Molti gli interrogativi emersi in epoca di confusa internazionalizzazione della ricerca, chi controlla e come avviene la circolazione delle idee geografiche, come veicolare oggi il sapere teorico geografico, in particolare il sapere decoloniale ai nostri studenti, qui e ora, perché alcuni autori circolano nel dibattito geografico italiano, altri no, perché l'Italian thought di stampo politico viaggia all'estero trovando invece strozzature in patria, perché alcune tradizioni di geografia italiana hanno incrociato o meno altre geografie internazionali, quali i limiti di natura linguistica, culturale, storica e ideologica alla circolazione delle idee geografiche, quali le discontinuità generazionali, come far viaggiare teorie senza farle diventare etichette decontestualizzate e come proiettarsi oggi nel dibattito internazionale da geografi italiani, tenendo presente che il vantaggio della geografia italiana, come ci ha sapientemente suggerito Vincenzo Guarrasi, è quello di includere tante geografie diverse nelle diverse sedi, tutte con pari riconosciuta legittimità. In chiusura dei lavori, da ultimo, l'interrogazione non poteva che giungere alle implicazioni pandemiche nello specifico del contesto nostro nazionale, delle ricadute territoriali, materiali e politiche a scala regionale, laddove la corsa del virus attraverso i confini amministrativi ha messo in evidenza i limiti delle pratiche in atto di riordino territoriale. L'attività del nodo ha dunque offerto una rassegna davvero produttiva e promettente di interpretazioni ed espressioni della mobilità nella ricerca geografica. Chiudo ringraziando anch'io gli altri membri del Comitato Scientifico di Nodo, Pano Spurlesses, Luisa Carbone, Chiara Gallanti, Giada Petrle e Massimiliano Tabusi, e assieme a loro tutti i relatori e tutti i coordinatori di sessione per il validissimo lavoro. Grazie. Grazie Tania. E adesso passo la parola a Massimo De Marchi per il nodo Strumenti, Tecnologie e Dati. Grazie per questa esperienza che abbiamo fatto insieme. Io non ho fatto una presentazione, ma vi condivido i post che in questi giorni ho cercato di fare, muovendomi un po' come un polpo tra la tastiera del computer, altre cose da vedere, eccetera. Allora, il nostro nodo 5, strumenti, tecnologie e dati, affronta il tema GIS, luoghi, sensori e attori, ma non solo, e poi vi racconteremo perché. Si è organizzato in 8 sessioni, 68 contributi totali, 129 autori, 35 presentazioni orali e 33 abstract che sono già pronti per gli atti. Ed è stato un luogo, un momento in cui abbiamo ragionato non solo di GIS, ma di nuove metodologie, di interazione tra antropologia e geografia, ma soprattutto anche di ruoli. Che tipo di cartografi ci immaginiamo per il futuro? Siamo partiti dai cartografi di un tempo e quindi partiamo dalla riflessione sul ruolo che GIS, cartografia, cartografi, neogeografi possono generare come un'occasione per geovisualizzare, comprendere meglio e soprattutto richiamare quelle che sono parole chiave del Museo di Geografia: esplora, misura, racconta. Ecco, queste 3 parole chiave che grazie a questo tipo di strumenti e alle nuove tecnologie, si è parlato di app ma anche di mappe, possono fornire. E le diverse sessioni hanno toccato temi diversi. Siamo partiti, allora chiaramente qui c'è un po' di lag dovuto al tempo tra
lo scorrimento sul mio schermo e ciò che fa vedere Zoom. Siamo partiti da una riflessione sul GIS, nel rapporto rischi e clima, geografia dell'ambiente e giustizia climatica, e per capire come geovisualizzare le diseguaglianze sociali nei cambiamenti climatici, la resilienza climatica, le geografie dello scontento, la giustizia climatica in Amazzonia, l'unburnable carbon, per esempio, nell'Artico, ma anche le questioni delle nuove pratiche spaziali, richiamando Desserteau, che si sono generate durante il Covid. Siamo passati poi a quella che è per certi versi la profondità, ciò che sta dietro il GIS. Ringrazio i colleghi che da anni si occupano e creano questo momento di riflessione dalla carta al GIS. Una delle definizioni che mi piace più di tutto del GIS è carta di ordine superiore. Ecco, quindi riflessioni sull'historical GIS, riflessioni su portare il tempo dentro il GIS, portare il tempo dentro le carte, riflessioni poi su come rendere questo patrimonio cartografico del passato, trasformarlo e utilizzarlo nell'analisi territoriale e poter confrontare queste diacronie nel cambiamento nei luoghi. E poi il contributo dei cartografi in movimento, la riflessione sulle biografie, il ruolo di questi tecnici, professionisti che si sono spostati, che hanno messo in moto le azioni e che magari ci fanno riflettere su quali potranno essere queste figure nel futuro. Siamo passati sul tema della città, è un altro grande tema di riflessione, città e piccoli borghi, come cambiano le città, ma come piccoli borghi possono essere più vivibili, per esempio, con le nuove tecnologie, se magari sarà possibile. Queste sono sfide, riflessioni che sono emerse nelle discussioni diciamo dei nodi. E il tema poi delle sessioni di oggi che hanno messo in moto le riflessioni sulle metodologie qualitative, la geografia intersezionale e soprattutto una riflessione anche su chi fa ricerca, che ricerca vogliamo fare e soprattutto ricerca che ci mette in rapporto, che crea relazioni e che non è solo finalizzata a produrre articoli o che segue il finanziamento. Io mi trovo in un dipartimento di ingegneria e noi geografi veniamo guardati con curiosità dalle scienze dure che lavorano su commessa, su budget consistenti. Ecco, noi riusciamo a lavorare anche con budget piccoli e diamo continuità e facciamo ricerca anche se non c'è il finanziamento. Questo sia un valore aggiunto, un valore da riscoprire e mantenere. Il tema della ricerca degli attivisti, la ricerca e la geografia e l'etnografia, guardare le cose sottili, la superficie ma anche le cose sottili, quelle meno rumorose, quelle che si vedono poco, no? Che richiamo la conferenza introduttiva anche di questo congresso. E poi in conclusione l'ultima sessione di oggi sulle tecnologie pervasive, le nuove geografie, come le piattaforme, le tecnologie stanno cambiando i nostri territori, che geografie dello scontento ne emergono. Il fatto che il GIS è sempre più GIS of people, non più GIS of place, dove gli smartphone stanno in qualche modo generando un'accumulazione di dati incredibile. Ecco, io credo che tutti questi aspetti sono importanti per raccontarci di strumenti, di tecnologie, di dati e soprattutto per ragionare su dati aperti, condivisi, su tecnologie aperte e condivise. Ringrazio tutti i membri del Comitato Scientifico di Nodo con i quali abbiamo costruito questa proposta, Giorgia Bressan, Arturo Gallia, Salvatore Eugenio Papalardo, Silvia Piovan, Andrea Riggio, e ringrazio anche le coordinatrici e coordinatori di sessioni che hanno fatto delle proposte molto vive e interessanti che a cascata poi hanno generato una serie di contributi interessanti. Fausto Marigioni, Leonora Gioia e Alberto Diantini sul tema dei rischi e della giustizia climatica. Elena Daiprà, Camillo Berti, Nicola Gabellieri, Arturo Gallia, Massimiliano Grava sull'historical GIS, Annalisa D'Ascenzo e Carla Masetti sui cartografi in movimento, Francesca Peroni e Daniele Codato sulla G-Science nelle città che cambiano, Vittorio Amato, Daniela Laforesta, Lucia Simonetti, scusate, Stefano De Falco sul tema del cyberplace, cyberspace, e le sessioni di questa mattina Elisa Bignante e Paolo Minoia su questa geografia intersezionale, Chiara Iacovone, Andrea Poglio, Astrid Safina, Alberto Valgris su geografia ed etnografia, Michela Lazzaroni e Monica Morazzoni sulle tecnologie pervasive.
Io credo che queste riflessioni ci aiutano a fare un percorso di decostruzione di processi di accumulazione per espropriazione che questa data drive society sta producendo. Cioè, l'accumulazione per espropriazione è terribile, ha distrutto luoghi del mondo e oggi sta lavorando sui nostri corpi e sulle nostre informazioni. Questo è un tema incredibile. La colonizzazione oggi passa pesantemente per i corpi, per i nostri corpi, passa per le nostre informazioni, per ciò che teniamo in tasca e si chiama cellulare. Ecco, avviare la co-creazione della conoscenza geografica ci porta a fare una riflessione molto importante. I processi di liberazione possono e devono utilizzare le tecnologie. E come ci dicono gli guarani, ci insegnano gli guarani, che usano i droni per controllare gli impatti delle attività petrolifere, e un lavoro recente presentato dalla collega Scazza su come gli guarani stanno gestendo le loro lotte passando dalle lance alle carte. Ecco, grazie a tutti e abbiamo delle belle sfide da portare avanti. Bene. Grazie anche a Massimo, e in questo modo abbiamo avuto, come dire, una panoramica complessiva, evidentemente estremamente sintetica, di quanto è avvenuto all'interno dei diversi nodi. Ringrazio quindi tutti i colleghi coordinatori per questa efficacissima illustrazione di quanto è avvenuto in queste giornate. Ora lascerei la parola a chi la vuole prendere, evidentemente, e sottolineo intanto soltanto un elemento, è l'elemento della collettività. Questo congresso è nato in maniera collettiva nel nostro gruppo qui a Padova, con l'estensione poi a tutti i membri del comitato scientifico, sono, come dire, a scala nazionale e quindi hanno visto, e anche internazionale, hanno avuto quindi un coinvolgimento estremamente esteso, e poi la dimensione collettiva che emerge con così forza, con questa molteplicità di voci, di approcci, di punti di vista che abbiamo registrato in questi giorni. Ora, in teoria doveva funzionare che sulla chat segnavate la vostra richiesta di intervento, ma vedo che nessuno al momento si è ancora candidato. Non siate timidi o non siate timide, siamo qui per ascoltarvi. In realtà abbiamo pochi minuti, abbiamo una decina di minuti, però direi che potremmo sfruttarli per avere un minimo di ritorno da parte vostra su quali sono state le impressioni o su aspetti specifici di quanto è avvenuto in queste giornate. Va bene, allora Giada, grazie, che rompe il ghiaccio. Giada Peterle. Grazie Andrea, e grazie soprattutto insomma, a tutte e tutti, in particolare ai coordinatori di Nodo per questo report. Il mio in realtà non è un commento, perché sento di avere la lucidità e forse neanche le competenze necessarie per fare un riassunto e un commento in questo momento, però a partire anche dalle talvolta davvero affascinanti ed evocative e immaginifiche presentazioni che avete fatto di ciò che è accaduto nei diversi nodi, mi viene in mente che quello che emerge è anche una sorta di vocabolario geografico della mobilità o delle forme di mobilità, e quindi il mio non è tanto un commento quanto piuttosto forse una domanda a cui non so se possiate rispondere ora, però già mi immagino come poi la raccolta degli atti possa diventare davvero una sorta di vocabolario in cui una serie di concetti geografici si legano a questo tema e al contempo vengono riletti a partire da questo tema. E quindi mi chiedevo se per ciascuno di voi coordinatori di Nodo fosse possibile individuare, se non uno o due, un paio di concetti davvero per riportarceli e aiutare noi che abbiamo ascoltato questi report a iniziare a imbastire così una piccola bozza di questo vocabolario e per guidare la nostra attenzione nei prossimi mesi, per riordinare un po' le idee, soprattutto per coloro che da noi sono rimasti magari all'interno di un'unica stanza, di un unico nodo, e non hanno avuto modo di confrontarsi con i concetti che hanno guidato i ragionamenti degli altri nodi. Grazie.
Grazie mille Giada, e sì, indubbiamente credo che sarà proprio il lavoro dei comitati scientifici di Nodo che proseguirà in vista della pubblicazione degli atti e esattamente la costruzione di questo vocabolario di cui ci hai chiesto, come dire, le prime tracce, sarà un po' l'obiettivo che ci daremo. Fernand Braudel diceva che per rivoluzionare una disciplina è indispensabile creare un linguaggio nuovo. E credo che qualche traccia di questo linguaggio nuovo che possa aiutare a rivoluzionare la nostra disciplina e anche un po' l'approccio delle nostre società al mondo in queste giornate sia incominciato a intravedere. Quindi grazie mille. Allora, intanto do alcune comunicazioni di servizio finché, come dire, qualcuno non vince la timidezza. E allora vi ricordo che, vi dico che in linea di massima il materiale per gli atti sarà raccolto per fine novembre e quindi vi chiediamo di attivarvi con questo orizzonte temporale. E vi informo anche che la segreteria del congresso incomincerà ad inviare attestati e ricevute di pagamento a termine dei lavori del congresso. I lavori del congresso però termineranno, sapete, con le escursioni che inizieranno domani. E quindi abbiate un secondo di pazienza, però molta fiducia che arriveranno sia attestati che ricevute di pagamento. Buonasera italiano. Già. Va bene, allora sentite, vedo che abbiamo già il nostro ospite e visto che la timidezza non è stata superata, non so se sia un effetto postprandiale o una difficoltà di connessione con queste nuove tecnologie che ci aiutano da un lato e dall'altro, però incominciano anche un po' a stancare. E quindi bene, io direi che passo la parola a Salvatore, ecco no, scusate, Giulia De Spuches ha alzato la mano. Grazie Giulia. Sì, no, ho approfittato dell'ultimo istante perché credo, a nome di tutti, sarò la meno timida dei 124. Penso di poter dire davvero grazie a voi per tutto il lavoro, grazie per aver creduto in qualcosa che per noi era quasi impossibile, grazie a tutti coloro che hanno reso possibile, c'è tutta la parte dei tecnici. Veramente grazie davvero, ci mancava soltanto il caffè, insomma, ecco, grazie. Veramente, Giulia, ti ringrazio moltissimo per questo che devo dire, sì, sono tantissime le persone coinvolte in tantissimi modi, alcuni più visibili, altri meno visibili, ma tutti hanno dato un contributo, tutti hanno dato un contributo veramente fondamentale. Io direi a questo punto di passare veramente la parola a Salvatore Eugenio Papalardo che ci introdurrà il nostro ultimo ospite. Grazie professor Andrea Pase, buon pomeriggio a tutte e a tutti, sono per l'appunto Salvatore Eugenio Papalardo, ricercatore in geografia post riforma Gelmini e vice direttore del master di secondo livello in G-Science e sistemi a pilotaggio remoto per la gestione integrata del territorio e delle risorse naturali. Lavoro attualmente all'Università di Padova presso il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile Ambientale. Ci stiamo avviando verso l'ultima, ma non meno importante sessione del congresso geografico. Ritengo doveroso anzitutto ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile questo evento, ossia tutti i membri del comitato scientifico e del comitato organizzatore. Un particolare ringraziamento va alla professoressa Marina Bertoncin, responsabile della sezione di geografia del DISGEA e presidente del congresso geografico. In prima istanza vorrei dare, siete già collegati, comunque un bentornato in continuità ai partecipanti del Congresso Geografico Italiano 2021 e do anche un caloroso benvenuto a tutti coloro che si stanno collegando in questo momento sul canale YouTube G-Science TV e su Facebook per seguire questa importante sessione plenaria che vorrebbe dare, tramite parole e pensieri del nostro keynote speaker Boaventura de Sousa Santos,
che saluto, uno sguardo, o meglio una visione, su un mondo che oggi sempre più e più che mai è in rapida trasformazione e in movimento. Sarà mio compito infatti introdurre e coordinare in lingua inglese la presentazione e il dibattito di questa sessione The Future Can Start Now, 1 year after the cruel pedagogy of virus. Il futuro può partire adesso, un anno dopo la crudele pedagogia del virus. Sarà comunque possibile seguire l'intervento tradotto dagli interpreti, che ringrazio per il lavoro certosino, nel canale in italiano. Per switchare al canale italiano c'è un bottone interpretazione in basso a destra. A seguire l'intervento ci sarà spazio per il dibattito, si possono quindi rivolgere domande al relatore. Chiedo pertanto all'apertura della discussione di scrivere nella chat di Zoom le domande in italiano oppure meglio direttamente in inglese. È possibile anche prenotarsi sempre in chat per prendere direttamente la parola. Quindi da adesso la sessione sarà in lingua inglese. From now the session switches in English. In lingua inglese. Buonasera a tutti. Eccoci qui in questa sessione speciale. Sono particolarmente onorato e molto emozionato personalmente di introdurre e coordinare questo intervento chiave del 33esimo Congresso Geografico Italiano. Con questo discorso l'intenzione del Congresso è quella di dare un contributo visionario al dibattito pubblico e scientifico sul stato di crisi globale che sta trasformando le nostre vite all'inizio di questo secolo. Una crisi che involge tutte le sfere delle nostre forme di vita, umane e non umane, uno stato di crisi permanente che è esacerbato dallo stato di pandemia che sta rivelando molte questioni non risolte relative allo sfruttamento capitalistico, al potere coloniale, al patriarcato, ineguaglianze, ingiustizie, discriminazione razziale e sessuale, da un lato, impatto drammatico sui sistemi ecologici a diversi livelli operativi, dalla diversità agli ecosistemi fino all'intera biosfera. Se pensiamo alla punta dell'iceberg rappresentata dal cambiamento climatico, che rappresenta tutte le contraddizioni dei modelli economici, produttivi e di sviluppo. Come documentato nell'ultimo AR6 dell'IPCC e dalle comunità locali, il cambiamento globale, gli eventi meteorologici estremi, i cambiamenti nei modelli climatici stanno avendo luogo in tutto il mondo. Forse è una fase critica di rapido cambiamento in cui è necessario comprendere alcune lezioni della pandemia da Covid, ripensando i rapporti tra gli esseri umani e la natura con una vocazione speciale e il cuore di tutte le discipline della geografia e dei geografi. Quindi non mi dilungherò, è tempo di introdurre uno dei più influenti pensatori degli ultimi 40 anni, che si è occupato di globalizzazione, colonialismo, diritti umani, giustizia sociale. Abbiamo l'onore di avere il professor Boaventura de Sousa Santos, venuto a questo congresso, è stato fondatore e pensatore del Forum Sociale Mondiale, un processo importante che si è sviluppato a livello mondiale, coinvolgendo organizzazioni della società civile e movimenti di oltre 100 paesi in quella che si definisce la alter globalization, cioè un altro mondo è possibile. Professor Boaventura de Sousa Santos è professore emerito di sociologia all'Università di Coimbra in Portogallo ed è anche un esperto legale distinto all'Università del Wisconsin-Madison e direttore del Centro per gli Studi Sociali all'Università di Coimbra. È anche autore di molte pubblicazioni sulla globalizzazione, la sociologia della legge, l'epistemologia, movimenti sociali e il Forum Sociale Mondiale. Tra le pubblicazioni da ricordare che hanno coinvolto diversi ricercatori, possiamo citare nel 2002 verso un senso comune legale, la globalizzazione e l'emancipazione, nel 2006 globalizzazioni, teoria, cultura e società, nel 2014 epistemologia del Sud, giustizia contro epistemicidio.
2014, il diritto degli oppressi, 2015, se Dio fosse un attivista dei diritti umani, 2019, conoscenze nel combattimento, costruire l'epistemologia del Sud globale, 2020 verso il nuovo senso comune legale, legge globalizzazione e emancipazione, 2021 pluriverso dei diritti umani, la diversità delle lotte per la dignità e infine 2021, così importante per noi, la decolonizzazione dell'università, la sfida della giustizia cognitiva profonda. In aprile 2020 ha scritto il famoso libro in portoghese Una pedagogia crudele del virus, tradotto in diverse lingue in italiano dal Castelvecchi Editore a giugno 2020. Senza aggiungere altro, vorrei dare la parola e lo schermo al professor Boaventura de Santos per la riflessione sul futuro può iniziare adesso, un anno dopo la pedagogia crudele del virus. Buonasera a tutti, grazie per l'introduzione. Sono molto lieto di essere qui di nuovo in contatto con il pubblico italiano e gli studenti, in questo caso il congresso dei geografi e voi esperti. Le nostre discipline delle scienze sociali sono impattate da questa pandemia. Il libro più recente è stato descritto in modo così esaustivo con la sua traduzione in italiano, che adesso sta uscendo anche in inglese. Il futuro comincia ora, che è pubblicato da Castelvecchi. In questo libro ho sviluppato alcuni degli argomenti e altro sulle tematiche che ho cercato di affrontare riguardanti la pandemia. L'argomento di base è che ritengo che il XXI secolo inizia con questa pandemia. Come saprete, non è mai iniziato il 1° gennaio del primo anno, perché, per esempio, quello precedente è iniziato con la rivoluzione industriale, oppure con la rivoluzione russa e la prima guerra mondiale. Quando questo secolo è iniziato? Molti pensano che è iniziato 20 anni fa, con l'11 settembre, con la caduta delle Twin Towers, con gli attacchi terroristici di New York. Altri pensano che la crisi finanziaria del 2008 sia stato l'inizio. Sicuramente sono buoni candidati per essere l'inizio del secolo, ma sicuramente la pandemia ha delle caratteristiche diverse, perché è la fase acuta. Probabilmente sta passando in alcuni paesi, ma stiamo entrando in una fase cronica di questa pandemia che sta diventando endemica e gli impatti sono così elevati da renderlo un evento che cambierà la vita delle persone nei prossimi decenni. È molto difficile pensare di ritornare alla normalità, anche se la normalità è un inferno per la maggior parte delle persone nei vari continenti, nella povertà e in altri problemi. Sarà un evento che cambierà la vita dello globale, perché nessuno è esonerato. Siamo in una fase di ricorrente pandemia. Come è stato già detto, questa pandemia riguarda anche il cambiamento climatico, le trasformazioni, ne parlerò fra poco. È molto importante, infatti, il livello di incertezza in questo momento, che è spaventoso per noi. Che riflettiamo su questa pandemia. Ho selezionato alcuni
delle rivelazioni, così contraddizioni di questa pandemia. La prima direi che è la contraddizione tra un senso di fragilità umana che la pandemia ha portato nella nostra vita. La pandemia e il virus sono arrivati e noi non sapevamo come reagire, neanche i governi i biologi erano pronti a reagire. Sono stati tutti colti di sorpresa, c'è stata una fragilità che improvvisamente ci ha riportato nella posizione di secoli fa delle persone indigene dell'America Latina, dove le persone morivano, le persone avevano avuto i primi contatti con i colonialisti. Questi avevano portato con loro un virus e loro erano protetti da questo virus, mentre gli indigeni no. Per questo morivano le persone, milioni di persone, per esempio in Messico. Questo senso di vulnerabilità è molto elevato in molte parti del mondo, per molte persone nelle varie classi sociali. Allo stesso tempo questo avviene come dimostrazione della potenzialità umana, della gestione tecnologica della vita umana. Mi riferisco alla rivoluzione industriale, alla intelligenza artificiale, ai robot, a internet e altre cose. Tutte queste cose, la robotizzazione del lavoro, l'automatizzazione del lavoro, tutto questo segnala un potere umano della tecnologia che non ha precedenti. Come combinare queste due immagini? Da un lato la fragilità, dall'altro lato questa arroganza di tecnologia che domina la natura, la società. Credo che continueremo a vivere con queste contraddizioni per un po'. È importante tenerlo a mente perché avrà delle conseguenze sociali, politiche e culturali. Il secondo aspetto è che un'altra rivelazione difficile è che da un lato la pandemia ha mostrato il fallimento del neoliberalismo, perché per 40 anni ci ha detto che la società dovesse essere regolata dalla razionalità dei mercati, perché gli stati sono inefficienti, corrotti e quindi riducono la partecipazione alla vita sociale. Per questo bisogna privatizzare la sanità, privatizzare l'istruzione e i servizi pubblici. Questo è stato il messaggio in tutto il mondo per i passati 40 anni. Poi è arrivata la pandemia e le persone non sono andate dai mercati per la protezione, ma si sono rivolte allo Stato e lo Stato improvvisamente si è visto chiedere protezione dalle persone. Molti stati non erano pronti a farlo. Molti stati erano incapaci, non solo in Europa, ma anche nel resto del mondo. Non avevano capacità, anche in paesi con servizi sanitari molto forti come il Portogallo. Credo che 10 anni fa i nostri servizi pubblici sanitari sicuramente erano più forti e più pronti a affrontare questa pandemia rispetto ad oggi, perché c'è stata questa pressione a privatizzare la sanità, i servizi sanitari per il business, e questo gli stati non c'erano, però gli è stato chiesto la protezione e qualsiasi tipo di protezione venisse data veniva appunto dagli servizi sanitari. Quindi gli stati sono importanti, restano importanti o sono importanti solo nelle crisi? Che tipo di politica pubbliche dobbiamo avere se da oggi in poi vogliamo pensare, come voglio pensare, che stiamo entrando in un periodo di ricorrente pandemia? Passiamo da una pandemia, come abbiamo visto, che è quella dove appunto i vaccini sono efficaci del 40-50% contro il virus, e altre ne arriveranno perché per la natura della nostra
protezione a livello globale. Quindi credo che la contraddizione e la scomoda è che uno si aspetta che il neoliberalismo sia sbagliato perché la pandemia ha mostrato il fallimento di queste politiche come politiche dominanti ovunque, nelle istituzioni internazionali, eccetera, ma non è così. Vediamo che l'ideologia neoliberista è andata avanti fortemente altrove e ovunque. Per esempio, con i vaccini sappiamo che non saremo protetti, nessuno sarà protetto se tutto il mondo non sarà vaccinato. Quindi c'è un movimento globale molto importante, quello della Global Vaccine Alliance, che riguarda i diritti sui brevetti in modo che il vaccino possa essere prodotto ovunque a un prezzo basso, perché la differenza di costo tra vaccini brevettati e no può arrivare a 20 euro. Quindi c'è una grande differenza e fa una forte differenza in particolare per i paesi al di fuori dell'Europa e dell'America del Nord. Nonostante il fatto di questa pressione per le licenze per i vaccini, questo non dovrebbe essere l'unico modo. Non c'è nessun segnale che questo avvenga. E già in Europa stiamo pensando alla terza dose del vaccino. Il resto del mondo ha dall'1 al 10% della popolazione vaccinata. Quindi se non vengono vaccinati noi non siamo al sicuro, perché il mondo adesso è globalizzato, quindi andiamo ovunque. La varietà, le differenti variazioni del virus arrivano in qualsiasi momento e, come abbiamo visto già con la Delta, trasformano completamente il mondo. Quindi adesso il dibattito è sulla terza dose del vaccino o un altro vaccino diverso. C'è quello che chiamiamo il capitalismo del vaccino globale, che si sta verificando ed è davvero un buon esempio del neoliberalismo in termini di salute. Non solo questo, anche la guerra fredda, c'è una geopolitica dei vaccini che viene utilizzata con le licenze dei vaccini o dell'OMS e quelli dalla Russia o dalla Cina, di Cuba. E c'è ancora un'implementazione per cui i cubani non possono sviluppare il vaccino anche se hanno la tecnologia a disposizione, ma non hanno i prodotti base per farlo. Dopo questa pandemia che è così scomoda, per capire quello che sta succedendo e le prossime. Un'altra contraddizione scomoda di questa pandemia da 1 anno e mezzo, quando ho terminato il libro su questo, è che molte autorità in Italia hanno scritto che questa era la strada verso lo stato di eccezione autoritaria, repressiva, di sorveglianza. Mi riferisco a una persona che si sbagliava in realtà, perché da un punto di vista sociologico, se analizziamo le politiche dei diversi paesi in tutto il mondo, in questo libro cerco di fare un'analisi di questo, si vedono diversi cambiamenti e uno dei principali le grandi differenze nelle politiche di Stato è che i governi controllano in modo estremo in Brasile, in India, in Regno Unito. Quelle che avevano più controllo sono quelle che sono riuscite meno a proteggere le persone di meno dalla pandemia, anche in Brasile, per esempio. E
Non c'è stata sufficiente protezione per le persone, quindi l'ipotesi era che venisse l'economia per primo, bisognava proteggere l'economia e poi la vita. E poi alla fine non hanno protetto né l'una né l'altra, quindi uno penserebbe che le forze estremiste, dopo questo comportamento in cui hanno dimostrato di essere brave a distruggere il welfare, le politiche pubbliche, sono in difficoltà quando si tratta di proteggere persone e organizzare una vita sociale in una crisi. E c'è stato un collasso, ma poi nella politica uno pensa che si perderanno le elezioni poi e che si verrà mandati via, ma non è così. Anche Trump, come sapete, è stato ha visto degli eventi molto scomodi con Biden, anche in altri paesi. Se guardiamo Boris Johnson, a Bolsonaro in Brasile, hanno avuto meno consensi a livello popolare. Ed è davvero intrigante questa banalizzazione che è divenuta statistica, dove in un paese come il Brasile, per esempio, dove sono morte 500.000 di persone e non è successo nulla. Potrebbero essere 600.000, 700.000 e si tratta di statistica. Queste potrebbero non significare nulla, ma lo sono importanti per le persone, le famiglie che hanno perso i propri cari. La cosa più scomoda è il fatto che il virus è caotico ma non democratico. Se guardiamo ai tassi di mortalità si può vedere che i gruppi sociali che sono stati più colpiti, ma nella maggior parte dei paesi, sono stati i più anziani, le persone povere o impoverite, i neri negli Stati Uniti e in Brasile, perché erano di colore e perché erano poveri, quindi così come li definiamo in genere. C'è un darwinismo sociale, stiamo sviluppando una nuova politica demografica che con la pandemia e la crisi sanitaria sta risolvendo i problemi sociali, sta liberandosi di una parte della popolazione che diventa un onere per i servizi sociali e sanitari. Non lo so, questo è un aspetto molto scomodo. Se negli ultimi 15 minuti del mio discorso vorrei parlare di dove stiamo andando, qual è il futuro che arriverà. La prima affermazione che faccio è che stiamo entrando in un periodo di pandemia ricorrente, intermittente, con un rapporto con il suo rapporto che ha con il cambiamento climatico. Questo dimostra che la pandemia è diversa sicuramente dalla precedente nella sua genealogia, perché ha a che fare con il fatto che la nostra vita umana è 0,01% della vita totale del pianeta, 0,01%. Nonostante sia una porzione così piccola della vita del pianeta, abbiamo l'arroganza di distruggere la natura, quindi stiamo destabilizzando i cicli vitali con la deforestazione, con l'inquinamento, tutti i cambiamenti climatici a cui stiamo assistendo, e tutti questi virus sono così cruciali che quando circolano tra gli umani, quando arrivano dagli umani, noi non siamo protetti, quindi stiamo entrando in una fase in cui siamo sempre più vulnerabili a questi cambiamenti. Siamo pronti ad affrontare questo? Questa idea, che sembra essere più ovvia rispetto a prima, dipende dallo scenario. Nel mio libro definisco 3 scenari che vedo
che emergono sul globo dopo la crisi acuta della pandemia. La prima è il negazionismo, che è ancora prevalente in Brasile, in Colombia, in molti paesi africani, anche in India in un certo senso, l'idea che non è una cosa seria, che la pandemia sparirà e che le cose torneranno come erano molto presto. Un studio recente del Fondo Monetario Internazionale che è molto interessante perché fa un'analisi storica delle conseguenze sociali e economiche della pandemia, quindi simile a quella del XIX secolo. Dice che dopo la fase acuta di emergenza della pandemia ci sarà una crisi sociale che tenderà a svilupparsi, in particolare se i paesi non sono pronti a cambiare i cambiamenti, i servizi della sanità pubblica. Ci sarà quindi un collasso sociale e si parlerà di difficoltà di governabilità. Forse questo è l'unico mezzo per affrontare questo disordine sociale e questa sorveglianza, questa repressione. Questo porterà, come dice Gamban, porterà ad uno stato di eccezione. Qual è il futuro della democrazia in questo scenario? È veramente una prospettiva molto buia e oscura per la della democrazia. Il secondo scenario è quello del gattopardismo. Ovviamente conoscete il Gattopardo, Lampedusa 1958, il romanzo. Qualcosa deve cambiare, quindi in modo che nulla cambi nella realtà. L'Unione Europea è campione in questo modello. Nel libro analizzo molto dettagliatamente questo con un editoriale del Financial Times che era molto interessante, che spiega questo scenario gattopardesco. Affronteremo la transizione energetica, la transizione digitale, quindi rifinanzieremo i nostri sistemi sanitari, ma nulla sostanzialmente cambierà nel modo in cui viviamo, nel nostro nel nostro consumismo, i computer che durano, le auto che durano sempre meno, quindi siamo in un mondo che ci rende dipendenti dal mercato, quindi nulla viene affrontato su questo piano. Siamo quindi in una fase di transizione nell'abbandonare l'economia fossile. Sappiamo dagli accordi di Parigi che dobbiamo lasciare tutto quello che viene utilizzato come energie fossili al mondo e i livelli dei cambiamenti climatici e del riscaldamento globale sono drastici e preoccupanti. Le cose accadono già in Europa, quindi gli europei con arroganza dicono che questo non deve avvenire nel nostro continente, ma se si guarda la televisione in Germania, quando c'è stata l'inondazione, il ministro ha detto questo non sarebbe dovuto accadere in Germania. Noi vediamo che queste cose succedono in Bangladesh o lontano, invece no, sta succedendo qui. Quindi credo che lo scenario gattopardesco sia qualcosa che eviterà una crisi sociale, perché a breve termine questa crisi non sarà così grave come in altri paesi nel primo scenario, ma non affronterà i problemi principali. Il terzo scenario, credo, è quello che io chiamo alternativa civilizzatrice. Quindi la pandemia ci dà un messaggio che dobbiamo ascoltare, il messaggio della natura, ed è questo. Vi prego, dal XVII secolo credevate che la natura fosse vostra,
cambiate il vostro punto di vista e pensate che siete voi che appartenete alla natura. Questo è un grande cambiamento, perché noi tutti abbiamo imparato l'idea cartesiana che la natura ci appartiene, che è a nostra disposizione, ma adesso dobbiamo cambiare e non bisogna andare oltre l'Europa. Nel XVII secolo Spinoza diceva che in effetti la natura è anche la madre e noi facciamo parte della natura. Questa è la distinzione che faceva tra la natura naturata e quella natura naturans, cioè la natura che è la fonte vitale della vita umana e non umana. Questo è quello su cui mi sono concentrato nei miei studi sociologici in America, in Africa. Molte persone credono questo, cioè che noi apparteniamo alla natura. Se apparteniamo alla natura dobbiamo prendercene cura. Quindi l'economia della cura deve essere sviluppata in questo senso, non solo quella umana, ma la cura della natura in generale. E questo è il motivo per cui credo che per la prima volta stiamo assistendo a qualcosa che non alimenta il nostro modello occidentale di pensiero, cioè i diritti della natura, che sono scritti nella Costituzione equatoriale. Recentemente in Nuova Zelanda sono stati promulgati i diritti umani di dei popoli indigeni in Nuova Zelanda e sono stati investiti molte risorse per ricreare il ciclo vitale, non solo per ricreare tutte l'ambiente e le sponde di questo fiume per recuperare dall'inquinamento. Questo è un diritto dei fiumi, è una rivoluzione. In Italia avete Fragioli che parla di una Costituzione che ho già proposto, che era stata già proposta in precedenza. Siamo quindi in un processo in cui dobbiamo cambiare per la nostra scienze sociali. La responsabilità è non solo pensare che la sanità pubblica non è solo un business, ma è un bene pubblico. E cosa dovremmo avere in questo senso? Quindi qual è il rapporto tra la città e la campagna? Questo è molto importante per i geografi. Io vivo ancora nel mio paese. Se Boccaccio non avesse lasciato la Firenze, non avremmo avuto il Decameron. I suoi genitori erano morti per la piaga. Quindi è un pensiero moderno, cioè che la città è il progresso e che la campagna sia invece tradizionale, sia statica, sia selvaggia e sia legata al passato. Perché pensiamo questo? Tutte le statistiche mostrano che più sono grandi le città, più è la mortalità della pandemia, perché ci proteggiamo nelle campagne. Per difenderci dalla pandemia non dovremmo cambiare la pianificazione urbana, avere un rapporto diverso tra la città e la campagna. La campagna dovrebbe essere urbanizzata. Menziono le statistiche del rapporto dell'OECD che dice che il 60% dei casi nel mondo ha perso per sempre una parte del suo apprendimento dalla crisi perché viviamo in comunità dove non c'era internet disponibile. Anche in Europa tutti gli studi mostrano che la campagna non è servito da internet perché la campagna non è alimentata dal capitalismo e non ha gli strumenti di internet. Quindi sappiamo, per esempio, che oggi, con un altro esempio che posso darvi, dobbiamo ridurre i centri commerciali perché questi saranno un punto di alto rischio
per le aree isolate in cui tutte le persone stanno per lungo tempo. Non è uno stadio di calcio, è un luogo dove le persone sono confinate per diverse ore al giorno. Perché non passiamo dagli incentivi a questi grandi centri commerciali, non li spostiamo al piccolo commercio del vicinato che ci ha protetto durante la pandemia. Quindi credo che potrei menzionarne altre nel libro. Ho selezionato 15 misure che sarebbero quelle più urgenti, per esempio la sovranità alimentare degli stati, l'aspetto relativo all'acqua. Non sappiamo che nell'America centrale la distribuzione dell'acqua è privatizzata, come in molti altri paesi. La crisi della pandemia, nella pandemia le persone non avevano i soldi per pagare, quindi sono stati chiusi i rubinetti e non avevano acqua, quindi lo Stato ha dovuto intervenire e sospendere queste chiusure in modo che le persone avessero acqua da bere e cucinare. I governi hanno frustrato le aspettative legittime di queste aziende perché avevano a cuore i propri profitti e non quello sociale. Quindi questo ci ha portato a pensare che tipo di società anche questo piccolo mondo che è l'Europa oggi, che è così protetto, non è così protetto in realtà. Dovremmo cercare di affrontare queste grandi questioni, ma qual è la volontà politica? Se i politici sono stati formati per non pensare a delle alternative negli ultimi 40 anni, adesso si preoccupano delle prossime elezioni, come faranno? Come fanno a pensare a lungo termine, a questo tipo di transizione a lungo termine in cui dovremmo imbarcarci? Quindi le università svolgeranno un ruolo così fondamentale in questa pedagogia della transizione verso un'alternativa che sia l'unica soluzione se non vogliamo cadere in un mondo in cui non possiamo più vivere. Quindi devo dire che a qualcuno al di fuori della mia famiglia, per la prima volta la settimana scorsa, dopo 1 anno e mezzo, mi ha detto che il nostro senso di sociabilità è ridotto anche dalle distanze fisiche, che non è una distanza sociale, ma in ogni caso è una deprivazione dei sensi. Qual è l'impatto di questo nelle nostre vite? Se a lungo termine, qual è l'impatto se già accade oggi, se le mascherine non verranno abbandonate, in particolare nella mia università, sono obbligatorie da ora in poi dell'anno accademico. Qual è l'impatto di tutto questo per i rapporti sociali, insegnanti, studenti, per le persone, negli uffici pubblici, se tutti indossano le maschere? Quando si sorriderà di nuovo? Quando si capirà se stanno parlando oppure no? Dobbiamo affrontare questi aspetti che sono micro, macro e altri sono globali, ma noi viviamo in questo mondo, quindi non voglio annoiarvi con delle cattive notizie, ma queste sono le sfide che ci aspettano. Se siamo in grado di affrontarle, nulla è irreversibile, ma se non lo facciamo, credo che la vita sul pianeta non è in pericolo, ma la vita umana sul pianeta lo è. Grazie mille. Thank you so much, Boaventura. Grazie, Boaventura. Molto interessante e ispiratore il suo discorso, ha posto diverse questioni da discutere e prospettive. Nel frattempo stiamo aspettando qualcuno che rompa il ghiaccio, come dice il detto italiano, quindi vorrei cercare di immaginare gli scenari che lei ha descritto, ad eccezione del primo che forse nell'ambito universitario
non appartiene a tutti, quindi come passare dallo scenario topardesco, quindi non solo il romanzo ma anche l'approccio, l'attitudine, come passare dal scenario 2 al terzo, quello delle alternative, cioè di un altro mondo possibile, come abbiamo detto tanti anni fa. Qual è il suo suggerimento in questo senso? Cosa pensa? Credo, Salvatore, come Goldman diceva, che la nostra consapevolezza è quella del Gottopardo nel nord globale. Quindi il nord globale è la parte del mondo che ha beneficiato della distruzione del pianeta, quindi abbiamo beneficiato con la società del welfare, livelli di consumo, ma non siamo preparati a confrontare le alternative, anche se credo che la base intellettuale, la conoscenza di queste alternative ci sono tra noi, ma non c'è una volontà politica, neanche sociale. Tra i giovani la vedo. È davvero molto strano. Se una giovane come Greta Thunberg si muove la gioventù di tutto il mondo dicendo che il mondo sta per finire. 40 anni fa l'alternativa sarebbe stata che il capitalismo stesse per finire e che fosse possibile un altro mondo. Greta non crede che un altro mondo sia possibile, ma finirà questo se continuiamo così. C'è un quadro di analisi che è abbastanza intrigante, perché per i giovani è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo, di questa società moderna. Quindi per le generazioni più vecchie la fine del mondo è sicuramente una prospettiva estrema. Quindi i giovani stanno chiedendo alternative, stanno cercando, se possibile, delle alternative al consumo, lo vediamo ovunque, e credo che questo crescerà rapidamente nei prossimi secoli, nuove forme di società, di sociabilità. Questo ha portato a cose positive, non solo negative. Per esempio, sappiamo che nel nord globale una giovane coppia, quando hanno figli, 1 o 2 figli, tra i 2 e i 6 anni di età, trascorrono con i piccoli in media 20 minuti al giorno con i figli nel nostro nord sviluppato. La pandemia, quando è arrivata, ha portato le persone a lavorare a casa, quindi le persone hanno trascorso più tempo con la famiglia, quindi questo ha portato a nuove relazioni tra genitori e figli, e questo è stato positivo. L'aspetto negativo è che è aumentata la violenza di genere per l'isolamento, perché la donna è stata 24 ore al giorno insieme al partner, che è anche l'aggressore, e in questo caso questo ha avuto un impatto negativo in tutti i paesi. Le statistiche che presento: il primo paese che ha visto un drammatico incremento della violenza di genere è stata la Francia, un paese non in Africa, in America Latina, ma la Francia. Quindi vediamo il lockdown, e nella nostra, in Europa, la volontà politica, la consapevolezza massima sembra essere il Gattopardo, anche se ci sono dei movimenti ecologici presenti e la gioventù che chiede delle alternative. Nel sud, dove c'è un mix, le persone già vivevano con le cattive conseguenze del cambiamento climatico. Se guardiamo alle Nazioni Unite, le previsioni, cioè questo secolo sarà il secolo dei rifugiati ambientali,
perché sapete meglio di me che la vita umana è possibile entro un intervallo di temperatura ben definito, che è molto limitato, e questo si sta riducendo, quindi sempre più persone saranno dei rifugiati ambientali. Tutte queste situazioni creano delle difficoltà, quindi molti paesi chiedono le licenze per i brevetti. Per esempio in Uganda ci sono grandissime capacità nei laboratori di produzione del vaccino, non parlare del Sudafrica, dell'India, chiedono però le licenze e l'Unione Europea dice no, perché per la Germania, che molti modelli delle aziende sono della Germania, quindi i brevetti restano da noi. Quindi è una conseguenza così conseguenze così drammatiche per il futuro. Quindi l'alternativa, il terzo scenario, è l'unico possibile per garantire a lungo termine la vita. Probabilmente dobbiamo affrontare altre crisi prima che i poteri dominanti, e credo che la crisi successiva sarà l'intensificazione della guerra fredda tra Stati Uniti e Cina, dove l'Europa per la prima volta nella storia non svolge alcun ruolo perché cerca di scappare da un lato all'altro, cerca di intermediare tra Stati Uniti e Russia, ma questo è insostenibile per l'Europa. L'Europa è un elemento secondario nella struttura dei poteri della guerra fredda. Dopo la seconda guerra mondiale, che è stato un altro processo, dobbiamo quindi andare avanti, ma essere per questo la cittadinanza, l'università, i movimenti sociali. Per questo le università adesso sono sotto attacco, perché le università sono l'unico modo, l'unico luogo, con tutti i limiti che hanno, di fare una conoscenza libera e indipendente. In particolare ai poteri non piace questo. Probabilmente preferiscono la consulenza delle aziende che danno loro la consulenza che vogliono, non quella dell'università, che sono un'analisi critica indipendente. Grazie. Ancora molto completa e chiara questa risposta. Arriva qualcuno in chat e vorrei prima dare la parola a Massimo De Marchi, che parlerà al microfono. Grazie, professore Boaventura. Sono molto lieto di incontrarla dopo uno scambio di email. Siamo geografi e lavoriamo a volte su alcuni approcci critici al capitalismo, eccetera. Una delle questioni relative all'ultimo libro sulla decolonizzazione dell'università: quali sono le possibili direzioni o percorsi, elementi chiavi per decolonizzare l'università? Perché credo che ci siano diverse situazioni di diverso in realtà in università, per esempio, se si parla di genoma, dei combustibili, c'è all'interno dell'università un approccio molto critico. Come lei vede questi elementi? Come decolonizzare l'università? Grazie Massimo per questa domanda, che è molto cara e di mio interesse, proprio perché come voi lavoro all'università e sono molto preoccupato. Ho il privilegio di conoscere due mondi, quella del Portogallo e quella degli Stati Uniti come mondo universitario. Negli Stati Uniti la pressione di quello che chiamiamo capitalismo universitario è immenso. Non solo le università pubbliche vengono privatizzate, quelle di medicina sono pubbliche ma vengono gestite da fondi privati al 40% del budget, il resto viene
da proprie risorse, ovvero i profitti delle università e anche i modelli, come immaginerete, la nanotecnologia, il genoma, biotecnologia, eccetera. Quindi ogni giorno vediamo in questo settore, lo vediamo in tutti gli Stati Uniti, la chiusura di dipartimenti a materie umanistiche, studi etnici. Ogni anno nuove facoltà vengono chiuse, biotecnologie, nuovi investimenti, anche aziende private che creano dei edifici nell'università. Questa è una promiscuità tra pubblico e privato che in Europa non è così prevalente. Quindi quello che vedo, spero che gli Stati Uniti non siano il leader in questo mondo, in questo senso, ma sono molto preoccupato da questo andamento, perché quando guardo alle ricerche europee, alcuni anni fa c'è stato uno studio, un progetto di ricerca a livello europeo e ho guardato alle lotte per i fondi in Europa e riguardava le scienze sociali come una materia indipendente per il finanziamento delle ricerche. Dicevano che appunto bisognasse investire solo nell'innovazione industriale. La geografia, per esempio, l'ibrido, quindi sociale, fisico, eccetera. Quindi se è impegnato per l'innovazione tecnologica, il capitalismo, ok, ma se vogliamo studiare invece cose che non hanno nulla a che vedere con l'innovazione industriale, non ci sono fondi disponibili. Il Parlamento europeo ha interrotto queste misure che venivano dalla Commissione europea e adesso abbiamo ancora un finanziamento per le scienze sociali. Ma per quanto tempo ancora? Anche se la decolonizzazione è importante, quello che stiamo vedendo è un processo opposto, cioè una ricolonizzazione, non una decolonizzazione. Quindi che cosa significa questo, Massimo? Ho scritto un libro sulla decolonizzazione. Questa significa che deve essere diversa nel sud e nel nord globale, anche se le università si trovano al sud, sono state modellate secondo le università degli Stati Uniti e dell'Europa e infatti nel periodo coloniale tutte le università della Spagna e poi degli inglesi che hanno creato nelle colonie erano molto simili a quelle delle metropoli. Insegnavano le stesse cose, quindi abbiamo bisogno di decolonizzare. Quindi come si fa questo? Abbiamo iniziato con la reazione degli studenti in molti paesi, nel Regno Unito per esempio, in primo luogo in questo senso. Gli studenti hanno reagito come per quanto riguarda l'accesso all'università, solo per classe, per genere, per colore della pelle e altro. La questione di un'azione affermativa che è avvenuta negli Stati Uniti è stata una prima misura. Poi è stato investito contro i curriculum. Molti studenti venivano dall'impero britannico e gli eroi della storia della Cambridge o di Oxford erano quelli che hanno massacrato le persone nelle colonie e questo ha portato anche dei problemi mentali per gli studenti perché non si potevano studiare queste cose. Nel Regno Unito c'è una revisione dei curriculum secondo questa nuova revisione. Siamo in un'altra fase in cui non si tratta di eliminare la conoscenza ma riadattarla. Perché questo è necessario? C'è un motivo che conosciamo molto bene perché il modello della nostra istruzione all'università è quella di Hegel. Quindi dopo le lotte sociali c'è un momento di calma che ci consente alla conoscenza di svilupparsi. Quindi il nostro paradigma si sviluppa dopo la lotta. Il
è che dopo la lotta solo la conoscenza dei vincitori storici sopravvive, dove sono quelle di chi ha perso, dei perdenti, delle persone colonizzate, delle persone schiavizzate, dei discriminati, non ci sono più, non sono più nei nostri archivi. Quindi siamo vincolati a insegnare le conoscenze dei vincitori e non dei perdenti. E questo è il motivo per cui negli ultimi 10 anni ho investito così tanto nell'epistemologia. Sono lieto di dirvi, ovviamente voi parlate bene inglese, adesso è disponibile in inglese, questi 2 libri sulla epistemologia del Sud. Quindi potete vedere che il nostro compito è epistemologico, metodologico e pedagogico. Dobbiamo quindi andare uno per uno, quindi il nemico della decolonizzazione non è al di fuori dell'università, ma sono i nostri colleghi, le forze nelle stesse università. Questi sono a loro agio con lo stato delle cose attuali e non la vogliono cambiare, quindi sono in posizione di potere. Dobbiamo dunque condurre una lotta costante dall'accesso allo Stato, portando e sostituendo il curriculum. Questi sono quello che sta avvenendo, per esempio, all'Università del Connecticut negli Stati Uniti. Questo è stato preso molto sul serio, come presentiamo entrambe le parti della storia. Quindi se parliamo di geografia, di pianificazione urbana, ho fatto il mio primo studio sociologico in Rio de Janeiro. Come posso fare questa pianificazione dal punto di vista delle favelas? È una prospettiva diversa. Quindi credo che dobbiamo guardare dall'altro lato, quindi il lato coloniale, perché c'è un disallineamento. Questa è l'epistemologia del Sud, la conoscenza che è frutto della lotta contro il capitalismo, il patriarcato. Il futuro sembra più quindi credibile, perché tutto il mio lavoro con queste persone indigene è stato fatto sulla base di Spinoza, che studio in filosofia, ma non c'era bisogno di lui, perché gli indigeni sapevano dirmi che la natura è la madre della terra, che noi possiamo, siamo parte di questa, ma possiamo uccidere gli animali per mangiarli, ma finisce lì, non bisogna distruggere per il piacere, quindi non bisogna distruggere la natura, e questa è l'idea dell'armonia con la natura. Questi ci dicono, e sono il 75% della biodiversità nel mondo è nei territori che sono degli indigeni, quindi sono i guardiani della biodiversità. Tutto questo è noto, ma non fa parte del nostro curriculum, dobbiamo inserirlo. Quindi forse questo è il primo passo che gli studenti apprezzerebbero come mossa. Grazie, professor Boventura. Diverse domande, forse ci servirebbe più tempo. Ci piacerebbe parlare con lei per ore, ma purtroppo non possiamo, quindi alcune di esse, a queste alcune lei ha già risposto. Cercherò di porne alcune. Grazie al professor De Sancho per questo intervento interessante. Quindi si parla di salvaguardia dei beni comuni, che viene sempre più indebolito. Vede delle controtendenze a questo scenario che lei ha rappresentato? Chi deve fare qualcosa al posto dello Stato? Il secondo è sul ruolo dell'università. Alberto dice che le università e le istituzioni pubbliche possono svolgere un importante ruolo nella condivisione. Qual è
cos'è che possono fare? Questo è legato alla domanda di Mastica. E poi Margherita di nuovo, per quanto riguarda la questione di Alberto, la domanda di Alberto, le scienze sociali nell'affrontare il negativismo e il gattopardismo nella crisi, come lei ha mostrato, sono interconnesse. Poi il rischio degli scenari che lei ha presentato, e poi il professore Barotto qui a Padova dice una questione sulla territorialità del futuro, l'ipotesi della pandemia ricorrente può portare a nuove territorialità medievali e con delle comunità a diversi livelli, sono monastiche. È un'inversione della globalizzazione, una prospettiva che si considera anche nella direzione del contrasto del cambiamento climatico. L'ultima domanda è di Ginevra Perucci. Vorrei ringraziare il professore perché insieme ad altri studenti e esperti stiamo studiando la vita selvaggia dal punto di vista della geografia fisica. Ci chiediamo qual è l'urgenza che ci porta a riflettere e a ricercare su queste tematiche. Grazie perché il suo intervento offre un'interpretazione globale sui rapporti tra la vulnerabilità e la vita naturale, che ci consente di comprendere l'importanza della nostra ricerca e l'impatto che dovrebbe avere. Abbiamo Viviana Ferrari, altro professore di geografia. Grazie per questo intervento così ispiratore. Sono impressionata dalla visione urbanista che lei propone, cioè di fare un downsize delle città. L'utopia riemerge durante la crisi, per esempio anche dopo la Prima Guerra Mondiale. Nonostante ciò, il dibattito nel dibattito europeo questo è stato interpretato come reazionario. Non posso immaginare voi come persone reazionarie. Cosa è cambiato e come questa utopia ha a che fare con la sicurezza alimentare e le politiche agricole in Europa e altre parti del mondo? Ci sono molti aspetti da affrontare. Non abbiamo più di 8 minuti per concludere. Grazie per la comprensione. Grazie a voi, sono domande davvero fantastiche, sono molto lieto. Non abbiamo tempo, come vedete devo comprimere. In genere le mie letture sono di 45 minuti, un'ora, e ovviamente ho dovuto compattare tutto in mezz'ora. E dobbiamo rispettare i tempi. Credo che alcune di queste ho già risposto, quindi non devo riaprire la discussione sulle università, anche se sono così cruciali, potremmo discuterne in un altro momento. Il ruolo dello Stato è predominante ovunque, e questo è chiaro perché il mercato è sparito. Il mio studio analizza il sistema dell'istruzione nei vari paesi, rifiutano di accettare i pazienti Covid, non vogliono essere coinvolti nella pandemia e sono stati forzati dal governo e chiedono un prezzo così alto per essere coinvolti per l'assicurazione, che non è assolutamente fattibile. Quindi credo che l'idea della sanità pubblica adesso si presenta come una mancanza di alternative a livello globale e nazionale. L'alternativa sarebbe rafforzare le organizzazioni sanitarie. Ci sono stati piani per lungo tempo, alcuni dicevano che alcune organizzazioni sono colonizzate dalla Big Pharma, dai paesi del nord globale. Trump aveva deciso di
abbandonare l'OMS perché è colonizzata dalla Cina. Molte contestazioni che non consentono alle istituzioni globali di intervenire perché è una crisi globale, abbiamo bisogno di una policy sanitaria globale. I vaccini sono parte di questo, infatti il COVAX è una iniziativa per globalizzare il vaccino senza mettere in discussione i modelli, ma abbassando i prezzi, ma i mercati non sono preoccupati della sanità, ma sono preoccupati della borsa. E quindi non vogliono quindi assumersi questi rischi. Le contraddizioni sono presenti, credo che in Europa il gattopardo è molto consolidato, tutti questi piani di resilienza, recupero e ripresa sono a livello europeo e segnalano una combinazione tra privato e pubblico in termini di investimento. È stata la prima volta che abbiamo avuto una reciprocità in questo senso nell'Unione Europea. Non l'avevamo nel 2012, dove c'è stato un disastro per la Portogallo, Spagna e Grecia. Adesso c'è una reciprocità in questo senso. La banca centrale è più attiva nella prevenzione delle crisi sociali, hanno imparato qualcosa, ma niente di più. Credo che ci saranno più investimenti per la sanità pubblica, ma è interessante perché non vogliono competere con il mercato privato nella sanità, perché il mercato privato ha così tante lobby a Bruxelles che possono al massimo tollerare il rifinanziamento del sistema pubblico, ma in nessun modo mettere in difficoltà e minacciare la sanità privata. Quindi i medici nel sistema pubblico vogliono più denaro, quindi per non dover avere un secondo lavoro nel settore privato. Questo è un problema che vediamo in Europa. Lo Stato è contestato. Negli Stati Uniti è stato evidente perché è uno Stato federale con lo Stato dell'Unione, quindi è stato un problema importante. Un'altra tematica è la territorialità. Sapete, Mauro, appunto, che alcuni dei più ricchi del mondo cercano di creare uno spazio, i paradisi spaziali, perché il pianeta è contaminato, quindi loro già stanno cercando di sviluppare dei luoghi nello spazio dove possono stare al sicuro. Uno degli investimenti più costosi negli Stati Uniti è quello dei bancari che stanno cercando di prevenire una guerra nucleare e stanno creando delle situazioni per le persone più ricche. Sono sicuri che ci sarà una prossima crisi e non vogliono morire. Queste territorialità potrebbero essere dei condomini chiusi, territori, mentre al di fuori di questi le persone soffrono o sono distrutte dalla pandemia ricorrente. Questo è uno scenario, questo è il risultato uno scenario, il peggior scenario. Ci sono diversi movimenti e in questo si ricollega all'ultima domanda, dove si parla di urbanizzazione. Non uso questo termine perché quello a cui stiamo lavorando è l'urbanizzazione alternativa, quindi un altro tipo di urbanizzazione. Ed è vero che il processo è stato un processo reazionario perché si era a un livello diverso, cioè del progresso delle grandi città, ma questo anche negli Stati Uniti, dove la tensione tra le periferie e il centro
in altri luoghi si cercava di scappare dai tassi di criminalità e dai disordini, quindi queste tensioni sono sempre state presenti. Adesso si vede che le città come la città del Messico, San Paolo, Mumbai non sono vivibili per il trasporto pubblico nella pandemia. Nella città del Messico è stato il più ampio, la fonte più grande della contaminazione, del contagio per la vicinanza tra le persone e i motivi che potete immaginare. Quindi quello di cui parliamo, quindi per esempio nell'Università di Coimbra abbiamo un ampio progetto europeo sulle urbanizzazioni diverse, alternative, quindi stiamo cercando di sviluppare delle centralità in modo che le città, per esempio, una delle aspetti è la zonazione, quindi aree residenziali, quelle commerciali. Nel futuro avremo più prossimità tra i residenti e le aree commerciali dei nostri uffici, aree eccetera, così le persone non devono viaggiare. Stiamo sviluppando per esempio l'agricoltura urbana. Molti parchi centrali stanno diventando anche dei campi agricoli. Le città vengono ruralizzate e la campagna viene urbanizzata in questo, per dire, quindi questo è l'aspetto positivo, quindi ha ragione. C'è quindi gli investimenti immobiliari stanno dettando lo sviluppo delle città e dobbiamo partire da qui. Non ho altro tempo, credo che si potrebbe parlare di globale e locale ed sarebbe molto interessante, ma sarebbe un'altra lezione, potremmo cogliere un'altra occasione. Grazie, professore. Speriamo di incontrarla da qualche parte nel terzo scenario in questo mondo. Grazie. Grazie mille.